Summer Night Love Festival, edizione 2011, un'edizione un po' particolare perché avete fatto tutto da soli, giusto? È una delle più belle edizioni di questo Summer Night, secondo me, anche perché è venuto uno spirito nuovo da Mogliano Veneto che non si sentiva da anni, secondo me. Il fatto che fosse finanziato aveva un po' scemato quello che era lo spirito di quelli che organizzavano questo festival. Il fatto di non aver avuto risorse ci ha portato a unirci in un modo che veramente mancava a questa cittadina e abbiamo fatto sentire la nostra voce a quello che è la comunità. Infatti, nonostante la mancanza di fondi da parte del comune, questo festival è pieno di appuntamenti importanti, di gruppi musicali interessanti, anche personaggi della scena giornalistica, politica interessantissimi. Sì, esatto, siamo riusciti a organizzare tutto questo nonostante il comune non ci abbia dato assolutamente una mano, anzi per dare i permessi abbiamo faticato moltissimo e abbiamo dovuto combattere appunto per poter fare questo festival a cui tenevamo così tanto. Quindi una grossa soddisfazione. Veramente, è qualcosa di incredibile. Io non ci credevo neanche all'inizio che venisse fuori in questo modo e sono sorpreso da quella che è stata la risposta della comunità moglianese, perché per noi è gratificante, è un risultato, è già qualcosa, siamo neanche a metà festival ma è già un risultato importante. Siete prevalentemente giovani che avete organizzato tutto? Sì, siamo in pratica solo giovani. La gente che ruota attorno a questo festival va dai 15 ai 27 anni, diciamo, e siamo a organizzarla in una quindicina di persone, in più ci sono un'altra decina di persone che ci aiutano in bar, in cucina, a fare le mattine in festival, a pulire il parco, insomma ci aiutano a sostenere tutto l'evento. Il bello è che c'è stato anche un cambio generazionale rispetto all'edizione precedente, perché è il primo anno che c'è una linea giovani sui 20 anni e quindi anche questo, cioè dei 20 anni che sono riusciti a raggiungere un obiettivo del genere, secondo me è un risultato, è un esempio per tutta, si può dire, anche per tutta la regione, secondo me. E la risposta del pubblico finora è stata, mi sembra, più che ottima. Beh, puoi vedere anche tu, è stata un'ottima risposta veramente, ma a differenza degli anni scorsi c'è sia un pubblico giovane che abbiamo organizzato serate con Stella, con Emergency, in cui viene e verrà anche gente adulta, quindi un festival per tutta Mogliano, non solo per i giovani ma per tutti. Quindi un'edizione 2011 che ci si augura sia un po' un trampolino di lancio per le edizioni degli anni prossimi, da così sempre meglio. Speriamo anche di avere un aiuto da parte del comune nei prossimi anni, visto che non so, Mogliano Veneto senza questo festival non ha una grande offerta per quello che riguarda il mondo giovanile e manca perché Mogliano è una città quasi un dormitorio, è diventato un dormitorio perché non c'è una proposta, non c'è un momento ricreativo per i giovani e io i giovani, i miei coetanei, li vedo nei bar a bere tutti i giorni perché non c'è altro da fare, non c'è un momento di ritrovo per noi. Perciò per voi è importante anche per rilanciare Mogliano, che appunto ultimamente è stata proprio al centro di diverse polemiche, proprio per il fatto che sta lentamente morendo, c'è sempre meno gente in centro, il centro si sta diciamo un po' spopolando. Appunto il centro si sta spopolando, la gente va a fare le serate a Mestre, a Venezia, a Treviso, a Jesolo e a parte in questi eventi non c'è nessuno che si ferma a Mogliano. Questo è il discorso. C'è un po' di anni che è così ormai. Mi ricordo quando avevo 16-17 anni che la situazione era ancora abbastanza stabile, però adesso ne ho 22 e vedo che la cosa è cambiata radicalmente, non c'è niente, Mogliano è vuoto, cioè è una cosa. Abbiamo fatto un evento quest'inverno, penso, che con l'entrata a 30 euro nella piazza era una cosa improponibile, secondo me era improponibile, con dei gruppi che attualmente non hanno alcun seguito, le orme hanno fatto la storia, però li ascolta mio padre, hai capito? E per noi non c'è una risposta e un giovane non spende 30 euro per una serata nella propria piazza. C'è da dire che anche tutto il festival è organizzato a entrata libera appunto e questa è una gran cosa per noi, è molto importante.